Ho sentito un botto forte e in più tutte queste ambulanze, queste cose, queste sirene che suonava. Comunque guarita, se è stata investita sopra là, ha fatto un volo e dopo come che sia arrivata non lo so. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso la ragazza di 24 anni di origini kosovare, travolta da un'auto ieri sera in via San Martino a San Biagio di Callalta. Camminava a bordo strada per recarsi nella trattoria dove lavora come cameriera. C'era foschia densa ieri sera ed in quel tratto di strada non c'è il marciapiede né l'illuminazione. Un SUV sopraggiunge all'improvviso e la centra in pieno. A chiamare i soccorsi, sotto shock lo stesso automobilista. I sanitari del 118 l'hanno a lungo rianimata sul posto prima di caricarla in ambulanza e trasportarla d'urgenza in terapia intensiva. E vedevo chi correva avanti e dicevo, ma è stati tanto qua prima di portarla via, che era la rianimazione. Il conducente dell'auto, un 68enne del posto, è risultato negativo all'alcol test e dai primi accertamenti della polizia stradale non correva forte. I residenti puntano il dito sulla pericolosità della strada, buia e senza spazio per i pedoni. Su questa strada qua di sera è un disastro perché tutti camminano senza illuminazione e senza niente, speriamo bene dai. Speriamo soprattutto che la ragazza ce la faccia. Poi che non sia giusto che sia una lampadina, a volte su certi posti è fitte come non so cosa, e qua che è un tratto, guardi, qua si casca e li trova morti a mattina. La giovane, che abita in paese con il marito, è molto conosciuta a San Biagio. Tutti sperano che possa riprendersi. Il sindaco Cappelletto conosce bene la famiglia e non nasconde l'amarezza per non essere riuscito a realizzare la pista ciclabile per la quale era già stato avviato l'iter, auspicandone i fondi del PNRR, dai quali però tutti i comuni veneti sono stati esclusi. Avevamo già avviato l'iter per realizzare una ciclabile che parte non solamente quel tratto lì, ma anche più ampio, più esteso. Non siamo ancora riusciti a farlo, questo è veramente pesa veramente.